È giunto al termine l'iter che ha portato alla fusione dei due consorzi del Lambrusco, quello di Modena e quello di Reggio. Ne parliamo con i due presidenti degli enti di tutela, che sono Claudio Biondi per il Lambrusco di Modena e Davide Frascari per quello di Reggio Emilia. Inizio subito con Claudio Biondi. Allora, c'è stato un iter che è partito già alcuni mesi fa, che di fatto l'ha già portato ad una fusione di queste due entità. Allora, vogliamo riassumere come, diciamo, da quando è nata l'idea di portare sintesi queste due entità per poi razionalizzare e avere sotto controllo tutto il mondo del rosso frizzante. Sì, diciamo che già da un paio d'anni è nata questa ipotesi, questa idea di condividere con un unico marco, un'unica direzione il mondo dei Lambruschi di Modena e Reggio Emilia. Dopodiché l'abbiamo sottoposta ai rispettivi consigli di amministrazione il 25 di giugno, che hanno espresso all'unanimità di procedere e andare avanti. L'atto di fusione si è svolto il 28 settembre scorso, dove tutti quanti i consorziati di Modena e Reggio all'unanimità hanno deciso di dare vita a quello che sarà il consorzio Tutela del Lambrusco. Tutela del Lambrusco che sarà operativo dal 1° gennaio dell'anno prossimo. Tra l'altro in questi giorni presenteremo un marchio nuovo, no, che condivideremo con i consorziati. Devo dire che come sempre le cose non capitano per caso, no? Già da alcuni anni effettuiamo la promozione sulle fiere estere nello stesso modo. Sono due province, Modena e Reggio, che rappresentano il 95% del Lambrusco prodotto in Italia. Quindi ci troviamo sicuramente in una condizione di presentare il rosso frizzante per eccellenza al mondo già nei prossimi mesi. Ecco, alcune cifre. Su Modena e Reggio il Lambrusco che cosa rappresenta in termini di quintali complessivamente? Sulle due province parliamo di circa 1.300.000 quintali di uva prodotti dai soci, dai consorziati. Ragioniamo attorno ai 10.000 ettari, 6.500 ettari a Modena e 3.500 a Reggio. Quanti sono i consorziati? I due consorzi messi assieme raggruppano circa 50 produttori, inteso tra cantine sociali e anche piccoli produttori. Non dobbiamo dimenticare che il consorzio raggruppa al proprio interno delle aziende di dimensioni internazionali, ma anche dei piccoli produttori che producono comunque delle eccellenze importanti nelle varie declinazioni del Lambrusco, sia il Sareggiano piuttosto che Salamino, Sorbaro, Grasparossa. Ecco, Frascari, Biondi ha accennato quelle che sono le tipologie, no, di Lambrusco modenese. Reggio invece che cosa esprime in termini di Lambrusco sostanzialmente? Sì, Reggio Emilia diciamo che è una provincia la cui produzione viticola si divide fra un 50% circa di Lambrusco e un 50% circa di Ancellotta, che è questo vitigno atto alla produzione di colore naturale che viene poi venduto come colorante in tutto il mondo. Noi siamo veramente alle battute finali della vendemmia dei rossi. Possiamo già fare un bilancio di quello che è avvenuto quest'anno con i rossi, sia per quel che riguarda Modena sia per quel che riguarda Reggio Emilia? Ma su Reggio Emilia stiamo attendendo la fine della vendemmia, che comunque si è conclusa in questi giorni, per avere i dati definitivi. Rispetto alle stime che davano più o meno una crescita dell'8-10% dei Lambruschi e un calo del 5-6% dell'Ancellotta, alla fine l'Ancellotta è diminuita di più rispetto al previsto e i Lambruschi non hanno avuto quell'incremento produttivo come da attese, se non nella parte collinare della provincia, che grazie alle piogge di giugno e luglio e un discorso un po' anche di alternanza produttiva, quest'anno la collina l'ha fatto un po' da padrone come volumi ma anche come qualità, però dobbiamo considerare che la collina rappresenta meno del 30%, fatto 100 la viticoltura della provincia, quindi gli incrementi si sono visti soltanto in quell'area produttiva. Biondi, la situazione è riproponibile anche nell'area modenese per quel che riguarda i Lambruschi? Diciamo che è una fotocopia di quella che è accaduto a Reggio. Come sempre la collina, in annate in cui c'è una piovosità scalare, come è stato il mese di agosto, anche settembre, offre il meglio di se stessa. Quindi abbiamo dei vigneti, abbiamo ancora pochissimi giorni di vendemmia, comunque che stanno producendo un prodotto, parliamo di Lambrusco Grasparossa, come voi sapete è il Lambrusco più tardivo, di qualità eccellente.
i dati produttivi sono in linea con quanto è accaduto a Reggio Emilia. Direi che però complessivamente le caratteristiche, la collina sta producendo qualcosa in più rispetto al previsto e la pianura invece qualcosa in meno, quindi c'è una sostanziale compensazione tra quelle che sono le aspettative. Ecco. Uno sguardo al mercato del vino in periodo ancora di Covid purtroppo, quindi insomma ci sono ancora dei problemi riguardo alla commercializzazione che si sono acutizzati per certi aspetti nel periodo del lockdown. Cosa sta avvenendo adesso? Ma la situazione, devo dire, a due velocità. Le aziende che come canale principale utilizzano la grande distribuzione organizzata e la grande distribuzione in questi anni hanno sopperito, diciamo, alla mancanza di vendita nella ristorazione con questo canale. Soffrono di più le aziende che fanno principalmente oreca, quindi ristorazione. Devo dire anche però che con la riapertura di quelle che sono le attività di ristorazione si è rimesso in moto un po' il meccanismo. Lo sguardo però lo dobbiamo dare a quello che è il futuro, no? Principalmente l'export. Vorrei ricordare che l'Ambrusco continua a essere un vino molto esportato al di fuori di quelli che sono i confini. I dazi di Trump per ora hanno graziato il vino italiano, non era scontato. Voi sapete qual è il meccanismo, purtroppo sono dazi carosello nel quale ogni tot mesi c'è uno step e l'amministrazione americana si riserva di togliere o aggiungere prodotti destinati alle accise. Noi ci auguriamo che questo possa procedere. Sicuramente il Consorzio Unico, che sarà operativo dal 1° di gennaio, avrà più forze per fare, come devo dire, promozione e per portare questo vino al di fuori quelli che sono i confini nazionali. Aggiungo dicendo che il 2021 sarà un'annata in cui festeggeremo il 60° della nascita del Consorzio dell'Ambrusco di Modena, il 50° delle denominazioni DOC Lambrusco Reggiano e anche il 51° della nascita delle DOC modenesi. Quindi l'idea di incontrarci all'aperto in un luogo in cui condivideremo non solo con i modenesi, con i reggiani, ma con giornalisti importanti questo evento per dare un grande rilancio, un grande sforzo su un prodotto che sicuramente sarà eccellente come i nostri produttori sanno fare. Per i bianchi invece la stagione vendemmiale si è conclusa, facciamo una sintesi con Ivan Bortot, enologo e anche presidente del consorzio dei vini del Pignoreto Vini del Reno. Bortot, quindi anche il consorzio del Renodoc entra in questa grande famiglia del Lambrusco? Sì, entra dopo lungo tempo, dopo lunghe meditazioni, è entrato anche il consorzio Vini Reno. Devo dire che pur essendo adesso il consorzio più piccolo dei tre, in quanto quando si è formato il consorzio Pignoletto Emilia Romagna, chiaramente togliendo dal consorzio Vini Reno 75.000 quintali di uva, il consorzio, diciamo così, si è ridimensionato e quindi noi siamo stati i primi a capire la necessità di fondersi con altri, perché altrimenti costi che non erano giustificabili, ecco. E quindi noi siamo subito entrati nell'SRL che gestisse tutta la parte contabile e questo ci ha permesso, e lo possiamo dire con soddisfazione, di non chiedere contribuzioni ai soci per 3 annate, quindi i soci non hanno mai pagato bollini o robe di questo tipo al consorzio. La campagna vendemmiale come si può sintetizzare? La campagna 2020 è stata una campagna un po' particolare ancora, perché le stime erano molto superiori rispetto alla realtà e poi diventa difficile nella zona Modena, fra Modena e Bologna fare delle considerazioni sulla quantità, in quanto siamo di fronte a una situazione un pochettino particolare, vigneti nuovi, 2019 grandine 2 volte, e poi una primavera dove l'abbassamento di temperatura ha inciso notevolmente e in modo particolare sul Pignoletto, che è un vitigno vigoroso e quindi più soggetto di altre varietà agli sbalzi di temperatura,
per cui i dati ci sono, ma sono dati di difficile confronto con le annate precedenti. Con riguardo invece alla differenza tra pianura e montagna, cosa rappresenta il pignoletto, diciamo, delle nostre colline rispetto ad un pignoletto di pianura? Ma in termini quantitativi c'è una notevole diversità, in quanto la collina va ad esempio all'imbottigliamento, raggiunge 1 milione di bottiglie contro gli altri 12-13 milioni di bottiglie nelle altre zone. Queste sono le differenze. Volevo terminare, vuol dire che col bianco in collina quest'anno c'è stato un incremento notevole di produzione, ma anche qua dobbiamo ricordarci che il 2019 in collina non c'era più acqua e di conseguenza quest'anno invece la piovosità è stata buona anche in quelle zone, quindi la collina quest'anno ha prodotto un 25% in più rispetto sulle bianche rispetto all'annata 2019. Con riguardo invece al mercato del pignoletto, no? Ci sono delle percezioni di come sta andando appunto la vendita di questo vino frizzante bianco? Ma le previsioni sono buone, però i fatti eccezionali di coronavirus chiaramente hanno toccato anche il pignoletto, che normalmente stava crescendo a 2 cifre e quindi vendite molto interessanti. Si pensava di arrivare addirittura ai 20 milioni di bottiglie nell'annata 2021, però chiaramente questi numeri si raggiungeranno con qualche anno in più. Ecco, è certamente un prodotto trainante oggi sia per la vendita, ma soprattutto per il produttore, che finalmente trova un qualcosa che dà una remunerazione soddisfacente al suo lavoro. Bordotto, quindi anche il consorzio del Renault-Doc entra in questa grande famiglia del Lambrusco? Sì, entra dopo lungo tempo, dopo lunghe meditazioni, è entrato anche il consorzio Vinireno. Devo dire che pur essendo adesso il consorzio più piccolo dei 3, in quanto quando si è formato il consorzio Pignoletto Emilia Romagna, chiaramente togliendo dal consorzio Vinireno 75.000 quintali di uva, il consorzio, diciamo così, si è ridimensionato e quindi noi siamo stati i primi a capire la necessità di fondersi con altri, perché altrimenti costi che non erano giustificabili, ecco. E quindi noi siamo subito entrati nell'SRL che gestisce tutta la parte contabile, e questo ci ha permesso, e lo possiamo dire con soddisfazione, di non chiedere contribuzioni ai soci per 3 annate. Quindi i soci non hanno mai pagato bollini o robe di questo tipo al consorzio. E il consorzio del Lambrusco ha in essere diversi progetti che riguardano appunto questo vino, in modo particolare riguarda i giovani. Sono con Giacomo Savorini, è direttore del Consorzio Unico. Allora, Giacomo, quali sono questi progetti che riguardano appunto i giovani agricoltori, viticoltori in questo caso? Abbiamo presentato alla Commissione Europea 2 progetti importanti per i prossimi 3 anni di promozione nei paesi più importanti per l'esportazione di questo vino. Sono gli Stati Uniti, il Canada e tutto un giro per l'Europa. Abbiamo creato un gruppo giovani, un gruppo di figli di imprenditori, di giovani cooperatori che hanno una spinta importante, hanno un'esperienza commerciale importante in giro per il mondo, e con loro investiremo nei prossimi anni in tanti progetti appunto. Tra qualche giorno presentiamo il nuovo logo del Lambrusco, sarà un logo di impatto molto visivo, speriamo che possa andare su tutte le bottiglie DOC di Lambrusco, e su questo inizia una nuova strada per i prossimi 50 anni del Lambrusco.